Non c'è età. La maggior parte sono anziani, diciamo, però ultimamente, come dicevo prima, avendo perso il lavoro, ci sono tanti giovani che vengono, oppure vengono le mamme a posto suo. Molti mandano avanti i genitori perché spesso la vergogna supera la fame. In fila per dare un pasto ogni giorno ai propri familiari. Centro Don Vecchi, Carpenedo, banco alimentare, una goccia nel deserto della nuova povertà, ma pur sempre una goccia. 150 borse distribuite ogni giorno, una coda che non finisce mai perché il 2012 è stato l'anno più nero. Non trovano assolutamente lavoro, soprattutto adesso che hanno chiuso anche i cantieri, Fincantieri, sono aumentati di un 30%. Ora la bilancia dice che gli stranieri sono il 60%, gli italiani il 40%, un aumento esponenziale di questi ultimi. Fra un anno la stima è che gli italiani potrebbero raggiungere o addirittura superare gli stranieri. I volontari di Carpenedo Solidale non si fermano, cercano di dare un aiuto e hanno bisogno di aiuto e di fondi, perché spesso le richieste non si fermano al cibo. Sono più le famiglie che chiedono, perché hanno i bambini che vanno a scuola, chiedono anche qualche sussidio per la scuola, ma attualmente non possiamo dare niente, anzi abbiamo stanziato 1.000 euro per qualcuno che si trova in difficoltà per medicine, quelle cose là, e la scuola, però insomma più di tanto non possiamo fare. Una tessera settimanale certifica l'avvenuta distribuzione con all'interno ciò che può servire. Un pacco di biscotti da mezzo chilo, un pacco di pasta, penne, un pacco di riso da chilo, una confezione di 400 grammi di pesce, una confezione di pelati, un panettone o un dolce, 1 litro di latte per persona, una confezione di pane, frutta, verdura e varie delle ditte che ci danno qualcosa. Si va avanti così, guardando ogni giorno volti che sperano di poter uscire da questo tunnel, anche se l'ottimismo non è di casa. Sentendo quello che si sente per televisione, il 2013 dovrebbe essere l'anno della ripresa, ma ho paura verso la fine del 2013.